Restiamo concentrati sul processo per dare giustizia a Giulia, lo dice Gino Cecchettin dopo la ricostruzione del femminicidio nel verbale del primo interrogatorio di Filippo Turetta, rese note da quarto grado, l'ho accoltellata guardandola negli occhi. A Martellago muore motociclista di 59 anni nello scontro con un'auto lungo la trafficata a Via Olmo. La tragedia la notte scorsa quando Giampaolo Bacci di Maerne stava rientrando a casa dal lavoro. Profonda commozione questa mattina al Lido di Venezia per i funerali della piccola Elettra Friselle di appena 17 mesi, morta dopo aver ingerito accidentalmente un tappo di plastica. 4 risse in una sera è un'emergenza senza fine quella dell'ordine pubblico in Via Piave. Venerdì notte, raccontano i residenti, sono stati necessari diversi interventi delle forze dell'ordine. Domani e lunedì il voto in 4 comuni veneziani per il turno di ballottaggio, occhi puntati su Spinea, Portogruaro, Scorzè, Ale, Maratona su Antenna 3 a partire dalle 13:30 di lunedì. Al Lido emergenza buche nelle strade, la denuncia di un comitato di residenti che ha consegnato una petizione in Consiglio Comunale, lanciato anche il concorso fotografico La buca più bella. È già un fine settimana da quasi tutto esaurito sul litorale veneziano per il primo fine settimana d'estate, a Jesolo in particolare lunghissime code per raggiungere le spiagge con la viabilità in tilt già di prima mattina. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Il caso di Giulia Cecchettin in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, dopo che la trasmissione Quarto Grado ha reso noti i verbali dell'interrogatorio di Filippo Turetta, l'unico fino a oggi. Una storia davvero dell'orrore con diversi particolari anche raccapriccianti. L'ho accoltellata guardandola negli occhi, una delle frasi più forti e terribili. C'è anche la reazione di Gino Cecchettin della famiglia: restiamo concentrati sul processo per dare finalmente giustizia a Giulia. Arriva un processo complicato e delicato a metà luglio e noi preferiamo concentrarci su questo. Ci interessa solo l'accertamento della verità e che sia fatta giustizia per la dolce Giulia. Parla per nome e per conto di Papa Gino Cecchettin l'avvocato Stefano Tigani a poche ore dalla diffusione attraverso la trasmissione Quarto Grado del contenuto dei verbali relativi all'unico interrogatorio sostenuto in carcere fino a oggi da Filippo Turetta. Tra le pagine anche i dettagli della mattanza con l'ultima coltellata inferta sull'occhio di Giulia. Turetta davanti al PM torna su quella sera maledetta dell'11 novembre, lo shopping e la cena alla Nave de Vero e poi il viaggio in auto fino al parcheggio vicino alla casa di Giulia a Vigonovo. È qui che il 22enne consegna alla ragazza un regalo, il pupazzo di una scimmietta mostriciattolo. Con sé nello zaino ci sono altri regali, come quel volumetto, anche i mostri si lavano i denti, trovato poi vicino al cadavere di Giulia, appassionata di fumetti. Ma i mostri, quelli veri in questa storia, stanno altrove e si scatenano quando la ragazza non accetta la scimmietta, dicendo a Turetta di essere troppo dipendente, troppo appiccicoso. Giulia, riferisce sempre il 22enne, voleva andare avanti e si stava sentendo con un altro ragazzo. Filippo a questo punto urla, dice che non è giusto, che ha bisogno di lei, che altrimenti si sarebbe suicidato. Da lì la situazione precipita. Giulia scende dall'auto ma viene raggiunta, cade e sbatte la testa. Il ragazzo estrae un primo coltello e la riporta in auto strattonandola. Poi l'altra tappa in zona industriale a Fossò. Filippo ha con sé dello scotch, vuole tapparle la bocca. Anche qui la ragazza trova il modo di divincolarsi e scappare. Cosa stai facendo? Sei pazzo, lasciami andare, avrebbe detto Giulia. Il 22enne tira fuori un secondo coltello, non c'è pietà. Mi ricordo che era rivolta all'insù verso di me, l'ho uccisa guardandola negli occhi, si proteggeva con le braccia. Giulia era come se non ci fosse più. L'ho caricata sui sedili posteriori e siamo partiti. Avevo i vestiti sporchi del suo sangue. La missione del 22enne, che poi si sbarazzerà del corpo della Cecchettin a Barcis per proseguire la sua fuga verso la Germania. Dice di aver tentato il suicidio Turetta, di aver usato un sacchetto e di essersi stordito con la sambuca, come effetto solo il vomito. Racconta poi di aver riacceso il telefono e di essersi rassegnato a non suicidarsi vedendo l'appello dei genitori. Nell'interrogatorio Turetta fa intendere di aver agito d'impeto, coltelli, denaro, cibo li teneva sempre con sé, pure lo scotch sarebbe servito per attaccare il papiro di Giulia che di lì a 5 giorni si sarebbe dovuta laureare. Questa è la versione di Filippo Turetta quando mancano poche settimane agli
l'udienza preliminare fissata per il 15 e 18 luglio è a queste date che guarda la famiglia Cecchettin. È un momento molto delicato perché è proprio la fase del filtro che poi porterà al processo e davvero già questo sottrae concentrazione, energie importanti che è bene mantenere lucide. A Martellago muore motociclista di 59 anni nello scontro con un'auto lungo la trafficata via Olmo. La tragedia la notte scorsa, quando Giampaolo Bacci di Maerne stava rientrando a casa dal lavoro da un ristorante dove lavorava da un paio di mesi come cameriere. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del tragico incidente, fatale l'impatto con la vettura che ha letteralmente disarcionato il 59enne dal suo scooter finito contro il lampione sul marciapiede che costeggia il parcheggio delle scuole. Questa quindi la tragedia sulle strade di Martellago. La pubblica sicurezza, i temi della sicurezza ci riportano in via Piave a Mestre, 4 risse pensate in una sera. Cioè, li hai visti tanti tutti insieme come una massa di persone che si muovevano, piuttosto aggressivi anche con i militari e poi i carabinieri. Non c'è pace per i residenti di via Piave e neppure riescono a restituire un barlume di normalità a iniziative come quella che anche quest'estate porta animazione, concerti e stand enogastronomici per ricreare una vita di comunità in questa zona di Mestre, ostaggio della criminalità. Perché ieri sera, dopo quella grossa che ha fatto intervenire non so quante macchine, sia di militari che carabinieri, è arrivata anche una macchina del SUAM, ne è scoppiata un'altra. Quindi è scoppiata sempre partendo dal parco, a quel punto erano rimasta la locale che li hanno fermati perché si stavano picchiando qui all'inizio dove c'è la fontana in mezzo alle macchine. Giovanna Luzzi, residente storica della zona e portavoce del coordinamento cittadini quartiere Piave. Un altro residente, Claudio Peris, racconta di aver visto un gruppo di magrebini raggiungere le forze dell'ordine dopo il fermo di alcune persone. Circa dopo un'ora, sempre qui nella via che affianca i giardinetti di via Piave e via Montello, c'è stato un regolamento di conti a calci e pugni fra sempre immigrati stranieri e abbiamo dovuto allertare noi la polizia locale che si è presentata con dei quad e è riuscita a calmare la situazione. Di sicurezza a Mestre, in particolare in via Piave, si discute da tanti anni, di prevenzione e repressione dei reati, di riqualificazione urbana, di recupero sociale, di rilancio economico. Intanto la città è diventata famosa a livello nazionale e dichiarata capitale dello spaccio e dei morti per droga, persino dal Ministero dell'Interno. C'è un'intenzione ben precisa, o di far capire che loro hanno il territorio, quindi è una sfida sul territorio, o sicuramente la festa li ha resi molto più nervosi perché ci sono molte telecamere, sanno che sono molto più sorvegliati di prima, sanno che vengono visti in ogni caso, quindi la cosa dà fastidio a loro, li vedi che sono più nervosi, quindi questa organizzazione a loro crea disagio o vogliono proprio rovinare anche la festa. Dalla terraferma alla laguna per la profonda commozione questa mattina del Lido di Venezia per i funerali della piccola Elettra Friselle di appena 17 mesi, morta dopo aver ingerito accidentalmente un tappo di plastica. La chiesa di San Nicolò non è riuscita a contenere tutta la gente che questa mattina ha tenuto a dare l'ultimo saluto a Elettra Friselle, la bimba di appena 17 mesi del Lido di Venezia, morta lo scorso 1 giugno dopo aver accidentalmente ingerito un tappo di plastica. Tutta la comunità si è voluta stringere ai genitori della piccola e alla famiglia. La messa funebre è stata presieduta dal parroco di San Nicolò, Don Paolo Ferrazzo, e concelebrata da Don Peter. Ciao Babi, sei entrata come un uragano nelle nostre vite, inaspettata e piena di energie. Così simile fisicamente a tuo papà e così vivace, allegra e incontenibile come la tua mamma. Sei la nostra stella cometa e parlo al presente perché le stelle brillano sempre. E dove le parole umane non arrivano ci può essere la fede. Quando la piccola Elettra ha cominciato a esistere nel grembo della sua mamma, per l'amore di questi 2 genitori, nata da questo amore, le è stata data un'anima immortale. E questo avviene da Dio.
E quindi la vita di Elettra, come quella di tutti noi, si compie in Dio. Al termine della messa tanti palloncini colorati con il nome di Elettra sono volati in cielo. Le offerte raccolte durante il funerale andranno a sostenere un'opera concreta di carità. Un gruppo silenzioso di persone ha poi raggiunto a piedi il viale d'ingresso alla sede del punto di primo intervento dell'ex ospedale al mare. Qui sono stati attaccati ad un albero alcuni nastrini bianchi con un pensiero e una dedica per Elettra. Domani e lunedì si torna al voto in 4 comuni del Veneziano, alle prese con il turno di ballottaggio, occhi puntati su Spinea, Portogruaro, Scorzè e Noale. Il verdetto ve lo racconteremo lunedì rigorosamente in diretta a partire dalle 13:30. A 2 settimane dal primo turno, in 16 comuni veneti sopra i 15.000 abitanti, i cittadini sono chiamati nuovamente alle urne per i ballottaggi. Rispetto a 15 giorni fa, quando la concomitanza con le elezioni europee aveva portato gli elettori ai seggi sabato e domenica, stavolta si torna ai tradizionali giorni di domenica e lunedì. Domani urne aperte dalle 7 alle 23, il giorno seguente dalle 7 alle 15. Una volta terminate le operazioni di voto inizierà subito lo spoglio. C'è un unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Si tratta di Rovigo, ma occhi puntati anche su Vittorio Veneto nella Marca Trevigiana, su Portogruaro, Spinea, Scorzè e Noale per la provincia di Venezia. In quella berica si attende l'esito delle sfide di Bassano del Grappa, Valdagno, Schio e Montecchio Maggiore. Per quanto riguarda il Padovano si vota a Selvazzano Dentro, Rubano e Monselice. Infine per la provincia veronese lunedì sera si conosceranno i nuovi sindaci di Pescantina, Legnago e San Bonifacio. E naturalmente, come sempre, Antena 3 seguirà la partita dei ballottaggi con una lunga diretta. Inizieremo alle 13:30 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati. Poi alle 15, alla chiusura delle urne, seguiremo minuto dopo minuto lo spoglio, fino all'elezione dei sindaci che guideranno questi comuni per i prossimi 5 anni. Andiamo adesso sul litorale per parlare delle concessioni balneari, ancora tra le polemiche e i ricorsi, i tanti ricorsi giudiziari. Novità sono in arrivo grazie alle previste deroghe del comune di Jesolo, come spiega Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio. A Jesolo è caos a suon di petizioni e ricorsi contro le nuove norme sulle concessioni balneari, anche se c'è chi sostiene la riforma andasse fatta. Ecco perché, spiega Angelo Faloppa, presidente di Confcommercio del Litorale. È convinto di avere che la spiaggia sia sua, che l'ombrellone sia suo, non è vero. La Bolkestein dice che tutto il demanio quindi è di tutti, è suo, è mio, è di tutti quanti. Quindi tutti ne dovremmo beneficiare. Però bisogna anche renderci conto che la stagione andava fatta, quindi le carte bollate e gli avvocati avrebbero potuto lavorare d'inverno, però in estate noi abbiamo bisogno degli ombrelloni. Al momento le nuove regole delle concessioni balneari prevedono una riduzione degli ombrelloni lungo la spiaggia anche per i proprietari di appartamenti che prima della riforma potevano disporre della postazione storica lungo l'Arenile ed ora non tutti ne avrebbero più diritto, sebbene dalla prossima settimana potranno prenotarli tramite apposita app. In arrivo tuttavia anche la deroga del comune che prevede un aumento delle file di lettini, sdraio e ombrelloni aumentandone la capienza di circa il 20%. Perché è giusto dare risposte agli alberghi perché ce l'hanno incluso nel prezzo, ma anche agli appartamenti e a tutti coloro che hanno una casa a Jesolo. Con le 2 file nuove poste alla fine della spiaggia e con la metratura che è prevista dal comune di 14 metri quadrati dovremo avere spazio a sufficienza per dare risposte a tutti. Ma rimaniamo sul litorale, in particolare a Jesolo, per raccontarvi di questo primo fine settimana d'estate, sempre con Anna Maria Parisi. L'estate è finalmente iniziata grazie alle ottime condizioni meteo di questo sabato, con code letteralmente chilometriche lungo la via del mare, direzione Jesolo, quando a partire dalle 10:30 del mattino auto ferme e traffico in tilt, già dopo la rotatoria aeroportuale Marco Polo, direzione Musile di Piave, e così a Caposile con la rotonda verso il ponte delle Barche, satura e intasata di mezzi in cerca di una strada alternativa verso il mare che non c'era, a meno che non si fosse deciso di optare per una partenza intelligente. Ma noi partiamo presto. A che ora? Alle 6:30.
Bisogna essere prudenti, di evitare rallentamenti e code. Esatto, sì. Strada congestionata anche sul ponte direzione Cavallino, all'altezza della rotonda Picchi, su via Fausta. Tanta coda per arrivare qui a Jesolo? Sempre, ma ogni anno, sì. Ogni anno, poi si parte la sera, avendo la casa, si è un po' più fortunati. Tutti in auto, moto, scooter e camper verso la spiaggia, con prenotazione degli alberghi verso il sold out per tutto il weekend, con un'occupazione media delle camere di circa il 90%. Per il weekend, sì, esatto. Weekend in famiglia però. Sì, esattamente. Così anche questi due ragazzi arrivati stamattina da Praga dopo aver viaggiato tutta la notte via bus, che riprenderanno domani per rientrare a casa nell'ex Repubblica Ceca. So we can get sent. So enjoy. Thank you. Siamo intorno al 90-95% per questo weekend, finalmente un bel weekend di sole, caldo, ed è un po' il tempo che noi ci aspettiamo per il proseguo della stagione. I dati prodotti dal sistema H-Benchmark certificano una crescita di oltre il 5% dell'occupazione nelle ultime 2 settimane soltanto a Jesolo, e lo dimostrano le presenze lungo la spiaggia tra italiani in cerca di relax. Ragazzi, riposo. Dopo settimane troppo stress. Servono più soldi e meno lavoro. E stranieri, come questa compagnia di brasiliani a Jesolo, direttamente da Rio de Janeiro. Buon divertimento! Grazie mille. Ciao a tutti, vieni qua che l'estate è iniziato. Vieni. E noi ritorniamo al Lido di Venezia per la denuncia di un comitato di cittadini. Le strade del Lido versano in situazioni di degrado piuttosto notevole, e i marciapiedi sono pieni di, spesso sono anche pieni di erbacce, sono diventati aiuole di erbacce, e sono pieni di buche, dislivelli e avvallamenti che sono pericolosi per la situazione dei pedoni e anche dei ciclisti. Quasi 600 firme per chiedere al Consiglio Comunale di Venezia un intervento immediato per la messa in sicurezza del sistema di viabilità del Lido. I promotori della petizione, il Comitato Revisione Viabilità Lido, raccontano di non aver dovuto faticare molto per raccoglierle, tanto la problematica è sentita. Il numero complessivo delle firme non rende esattamente l'idea di quelle che sarebbero potute essere se, anziché raccoglierle in sole 2 occasioni, avessimo potuto farlo in molte più occasioni. Perché dico questo? Perché abbiamo riscontrato un entusiasmo incredibile, una partecipazione, una volontà di collaborazione, che sono la testimonianza di come i cittadini del Lido nel loro insieme siano totalmente insoddisfatti dello stato delle strade del Lido. Sì, c'è gente che addirittura si fermava nei banchetti firmando e ci raccontava degli incidenti che hanno avuto. Mi sarebbe piaciuto anche registrarli, perché tantissime persone hanno fatto causa al comune, alcuni vincendo e altri no. Ecco, vogliamo la messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi del Lido di Venezia, che sono assolutamente impercorribili, ecco. Un'iniziativa nella quale non manca l'ironia. Con l'occasione è stato infatti lanciato il concorso Fotografa la buca più bella. Il premio, assegnato da una giuria di esperti, sarà costituito da una buca in argento. I 650.000 euro destinati in bilancio per le strade del Lido sono ritenuti assolutamente insufficienti per far fronte al loro attuale stato di degrado. È stata stanziata una cifra ridicola per poter provvedere alla sistemazione delle strade, e quindi, come sempre, si deve fare appello a quelle che sono le esigenze di bilancio. Probabilmente occorrerebbero milioni di euro che non ci sono, e mi consenta la polemica, perché i milioni di euro li spendiamo per il Bosco dello Sport e il palazzetto. Il Summer Festival, 22.000 le persone che ieri sera hanno cantato e ballato al Parco San Giuliano. Sul palco si sono esibiti tra gli altri Alessandra Moroso, Articolo 31, Baby K e Elettra Lamborghini, Paola e Chiara, in una vera e propria maratona musicale durata oltre 4 ore. Oltre 1.000 invece le presenze tra forze dell'ordine, polizia locale, volontari di protezione civile, personale di Veritas e ACTV, nonché centinaia di steward, oltre ai punti medici avanzati con il supporto di squadre a terra e di ambulanze. Ora, tra il 4 e il 7 luglio, la musica sbarcherà a Venezia. In piazza San Marco si esibiranno Il Volo, I Pooh e Umberto Tozzi. Il duo comico muranese, composto da Carlo Dal Paos e Giorgio Pustetto, presenterà al Lido di Venezia il suo ultimo spettacolo con tante risate e sorprese.
Andare in vacanza con Carlo e Giorgio è di certo una bella avventura. Il duo formato da Carlo Darpaus e Giorgio Pustetto presenta per 3 serate al Lido di Venezia l'ultimo spettacolo che andrà poi in varie parti del Veneto. Partiamo con il Lido, ma il Lido ci aspetta il 28, 29 e 30 giugno al Teatro Sala Perla. Titolo In vacanza con Carlo e Giorgio. È già il titolo, no? Un po' di chiaro. Avete tantissimi appassionati che vi seguono, si chiedono se in questo spettacolo ci sarà anche qualcuna delle vostre storiche gag. Guarda, senza spoilerare troppo, diremmo che però Carlo e Giorgio, che saremmo noi, no, che siamo noi, ecco, vanno in vacanza e però se poi lasciare a casa così abbandonata, e allora lasciano le chiavi ai vicini di casa. Ai vicini, insomma, dai, ci sarà qualcuno dei personaggi così amati dalla gente. Ecco una gag in anteprima e una dedica per voi. Ti va tipo in montagna, no? Ti vai in montagna dove e ti trovi questo clima bello, gente gentile, rilassata, educata, tutti che ti sai, in montagna, tutti che ti sai. Buongiorno! Buongiorno. Che al primo momento ti resti anche un po' così, se è vero, perché non ti abituato. Non ti abituato, no. E ora dappertutto, ti trovi dappertutto e dici buongiorno! Buongiorno! Perché sei così, in montagna, ti sei nel bosco, in mezzo del bosco. Buongiorno! Buongiorno! Ti vai, fai spese. Buongiorno! Ti sei a casa, ti versi l'armadio. Buongiorno! L'amante del mio museo. Con l'invito a seguirci durante la nostra vacanza estiva, cioè in vacanza con Carlo e Giorgio dappertutto, guardando il sito carloegiorgio.it e tutti i nostri social. E tutti i nostri social, Facebook, Instagram, tutti quanti. Vabbè, che dire, noi vi aspettiamo e vi ringraziamo di essere stati ospiti anche in questo spazio qua, e quindi ringraziamo in particolare Antena 3 e Rete Veneta. Ragazzi, senza di voi la vita non sarebbe così bella. No. Ciao! Ciao! Chiudiamo quindi con un sorriso, è tutto da Venezia e provincia. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.